A distanza di un mese torniamo volentieri in questa splendida sede di Banca Patrimoni Sella a Catania, incoraggiati sia dal seguito che abbiamo avuto dopo la prima intervista, sia dall'impegno mantenuto dai vertici aziendali verso i lettori di New Sicilia e ovviamente verso i clienti della istituzione bancaria. E quindi eccoci qua con ancora una volta il dottore Flavio Sarcià, che è il vice direttore commerciale della sede di Catania. Dottore, innanzitutto grazie per l'opportunità che ci continuate a dare. Nel nostro primo incontro avevamo parlato di patrimonio, delle origini della famiglia Sella e dei loro trascorsi nei vari settori dell'economia e avevamo anche anticipato la vostra partecipazione a un evento che, così come poi si auspicava, è risultato più che un notevole successo, il Sicily Business Forum. Ecco, ci vuole fare un sunto e soprattutto come è stata a consuntivo la vostra presenza, la vostra partecipazione? Ma devo dire intanto grazie ai lettori di New Sicilia che ci spingono a essere ancora una volta qui presenti e quindi a mantenere fede all'impegno che avevamo preso con voi e con loro tutti. Il Sicily Business Forum è stato un evento a dir poco strepitoso, una partecipazione attiva da parte degli imprenditori siciliani, ma direi più ad ampio spettro del Mediterraneo, ci ha permesso di avere una visione globale attraverso interventi molto interessanti di Fabio Capello, di Cottarelli, di tutto il mondo legato quindi ai mental coach, allo stile positivo a cui approcciarsi alla vita, alle analisi ex ante ed ex post sulle attività economico-macrofinanziarie dei mercati, delle evoluzioni delle aziende, delle opportunità di business che si presentano di fronte a noi e di fronte agli imprenditori che hanno voglia di avviarsi in un nuovo percorso imprenditoriale. Devo dire molto interessante, oltre che molto ben strutturato. Siamo stati molto contenti di essere lì presenti. In questi giorni è cresciuta nel mondo intero la paura per ciò che sta accadendo nei territori del Medio Oriente, una guerra atavica che nelle scorse ore è stata esasperata dall'attacco dell'Iran a Israele. Ecco, queste incertezze sulla stabilità mondiale si riflettono sugli investitori, o per meglio dire, cosa consigliate voi in questo periodo ai vostri clienti relativamente ai loro patrimoni? Ma diciamo che osserviamo conflitti bellici o temi di stress geopolitico da tantissimi anni e devo dire che le analisi che poi i nostri analisti, i nostri specialist fanno su questi momenti di turbolenza che si riflettono indubbiamente sull'andamento dei mercati finanziari ci ricorda una formula assolutamente vincente. Il tempo è la miglior medicina per curare questo tipo di malattia. In buona sostanza, se noi osservassimo un grafico dalla metà del 1900 ad oggi, guardando nello spaccato tutto ciò che è accaduto, penso alle cose più recenti che magari i giovani lettori possono ricordare, dall'11 settembre le Torri Gemelle, certo. Ancora prima la guerra del Golfo, la caduta del governo, ma perché subito dopo il fallimento di Cirio, di Parmalat, della Lehman Brothers americana, nel 2011 lo stress sui titoli governativi europei, il potenziale fallimento della Grecia, ma potrei raccontarne di ogni. Nella realtà, guardando lo spaccato molto zoomato, come direbbe l'ottimo cameraman che ci inquadra, sicuramente ha creato quel momento di elettroencefalogramma parecchio stressato sui grafici del mercato. Però diciamo le frizioni poi col tempo in qualche modo si assorbiscono. Dice proprio bene, dottore, se allargassimo la zoomata trasformandola in un grandangolo, questa diventerebbe invece uno stress talmente impercettibile in un grafico più ampio, ricordando a noi stessi che quando c'è stress o si compra a prezzi bassi e si approfitta dello stress, o bisogna stare fermi affidandosi al proprio gestore di fiducia e ascoltando
attentamente i suoi preziosissimi consigli. Quindi questi momenti più che mai sono momenti in cui c'è bisogno di un vero e proprio esperto che consiglia dove andare a mettere il proprio patrimonio. Quando ha qualche linea di febbre o un dolore alla pancia, Vado dall'esperto, vado dal dottore, dal medico. Assolutamente va dal medico. Ecco, così come per una querela giuridica vado dall'avvocato, certo. devo costruire casa, vado dall'ingegnere, se ho dei risparmi da allocare vado dal mio consulente finanziario, quindi dal mio banker di fiducia che pianifica le mie attività secondo le esigenze di quella determinata famiglia. Certo, dinanzi a scenari apocalittici, altri problemi del nostro pianeta sembrerebbero quasi di secondo ordine, ma così non è se si parla per esempio di risorse idriche, di risparmio energetico, di tutela dell'ambiente, e in questo contesto si inserisce un altro evento dove Banca Patrimoni Sella non può mancare con la propria competenza e la propria esclusività. Stiamo parlando della 3 giorni che è appena iniziata di Ecomed. Di cosa si tratta? Si tratta del più grande convegno del Mediterraneo dedicato alle aziende che guardano alla sostenibilità ambientale, guardano al green, guardano al mondo ESG, proprio con un occhio molto attento, ma senza avere particolari focus sul mondo del settore merceologico specifico, ma molto ad ampio spettro, quindi si guarda alle energie rinnovabili, si guarda al mondo del riciclo dei materiali di scarto, si guarda all'acqua, bene prezioso, al vento di cui la nostra isola è preziosamente arricchita, si guarda a tutto quello che, come disse qualcuno, ci permetterà forse di tutelare e consegnare bene ai nostri figli il mondo che in realtà abbiamo solo avuto in eredità dai nostri genitori e che abbiamo l'obbligo di riconsegnare ancor meglio di come lo abbiamo ricevuto. Stiamo parlando di figli, quindi stiamo parlando di giovani. Devo dirle che nel corso del nostro primo incontro abbiamo avuto parecchi commenti e anche qualche suggerimento rispetto ai temi che abbiamo trattato nella nostra prima intervista. Dai colloqui emerge chiara la volontà di Banca Patrimoni Sella di essere al fianco degli investitori per una crescita dei nostri territori. Ma in questo contesto qualcuno ci ha stimolato a fare questa domanda: come vi avvicinate per esempio alle start-up? Considerata anche la vostra attenzione appunto verso i giovani e le iniziative innovative? Dottore Caro, i giovani per Banca Patrimoni, ma direi per il gruppo Sella, sono da sempre al centro. Lei pensi che il nostro CEO del gruppo, l'ingegnere Pietro Sella, è l'inventore di Hype, che è proprio la banca dei giovani che ha sviluppato e ha avuto consensi su milioni di clienti in pochissimi anni, proprio perché lo sguardo molto attento e orientato al digital e molto orientato a tutte le tecnologie legate all'intelligenza artificiale, al metaverso, a tutto ciò che la parte fintech della banca sta sviluppando proprio su queste dinamiche abbiamo una serie di chiamiamole sezioni della banca che si occupano proprio di accompagnare in un percorso di crescita quei giovani imprenditori che hanno voglia di diventare imprenditori a tutto tondo, cioè hanno un'idea, la vogliono scaricare a terra, hanno voglia di creare qualcosa di innovativo, che Dio li benedica sempre. Siamo a disposizione per ragionare con loro in un percorso di crescita. Dottore Sarcià, grazie, anche stavolta è stato un appuntamento importante e interessante, soprattutto un appuntamento che avalla ancora una volta l'interesse della banca non soltanto per i grandi imprenditori, coloro che hanno fatto per decenni la storia dell'imprenditoria italiana, ma che apre le porte, come avete sentito, anche ai giovani che hanno idee e voglia di fare. Dottore Sarcià, grazie, ci vediamo al prossimo appuntamento. Assolutamente, una buona giornata e un buon proseguimento a tutti.